La maratona è uno sport di sofferenza e fatica, di dualismi eroici, di sfide epiche, di campioni silenziosi e solitari. Ed è per questo motivo che oggi parleremo del più grande meccanico di tutti i tempi. Questa è la storia di Elvis Mostardoni, detto Maccia, per via di alcune macchie di olio che inspiegabilmente gli comparivano sui vestiti. Ma inspiegabilmente. Nasce nel 1977 a pochi passi da New York, più precisamente a Ficarolo in provincia di Rovigo. Insomma, terra di sogni, di grandi opportunità. è meglio New York, scusa. All'età di 5 anni, mentre passa davanti al meccanico di Ficarolo, tale John Bomboscolo, gli sente dire queste parole a una ragazza. Uah, che bei folai che te viene, casa del paraurti! No. Alza il cofano, mettiamo le mani sul motore! No. Parole degne di un grande poeta. Ma anche della grande denuncia, scusa. Da quel giorno diventare meccanico per il piccolo Elvis è l'unico sogno della sua vita. Come dicono gli inglesi, I have a dream. Vuto te fa so bene. Ma che sei sti inglesi? Subito si mette all'opera sul triciclo del fratellino, il risultato è ottimo, solo che va un po' troppo veloce e sono costretti a targarlo. Ma addirittura. All'età di 6 anni elabora la carrozzina del nonno Tony, permettendogli di fare da 0 a 100 metri in 2 secondi e 0,7. Sì, vabbè. Da quel giorno per tutti il nonno diventerà Rombo di Tony. Certo. A bordo di quella carrozzina elaborata andrà a giocare ogni weekend al casino di San Vincent facendo il giro largo per l'Esselunga di Brembato. Tanto fa presto. Ma in carrozzina. Il talento cristallino, come dicono gli inglesi, ting, di Elvis Mostardoni detto Maccia arriva subito all'orecchio dell'Olimpo dei motori, la Formula 1. Wow. Se ne parla durante una festa in uno yacht ormeggiato a Cesuna. Come fa? Il primo a sentirne parlare è Giancarlo Minardi, patron dell'omonima scuderia di Formula 1 Giancarlo. Minardi forse. Ma per raccontarvi il resto della storia dobbiamo fare un balzo in avanti di 15 anni. Oh, se torna Martin McFly. Ecco qua. 1992, siamo in Portogallo, più precisamente a Estoril, una località turistica davvero molto elegante, da non confondersi con la meno sofisticata Autogrill. Certo. Sono le 13:30 del 24 di agosto, inspiegabilmente fa molto caldo. Chissà perché. Come dicono gli inglesi, it's so go. Certo. Tra poche ore si correrà il Gran Premio di Estoril. In griglia di partenza, 18ª posizione, c'è proprio una Minardi, quella dell'italiano Gianni Morbidelli. Ah, mi ricordo. Certo. Grande Gianni. Non è una stagione felice, ricca di successi per le Minardi. E questa è una frase che negli ultimi 10 anni si è ripetuta molto spesso. Dai, no, ma non è vero. Ma c'è nell'aria quel non so che, quel profumo di riscatto. Come dicono gli inglesi, sito stati? Forse non era di riscatto quel profumo là. A pochi minuti dall'inizio della gara, sulla monoposto di Gianni Morbidelli, i check-in sono tutti quanti precisi. Check-up. Quelli di controllo, insomma, che i meccanici stanno facendo con grande rigore. Pensate che i test precisissimi e sofisticatissimi elettronici hanno dato come esito, dai. Grande computer. Hanno rabboccato acqua e olio, 10 euro di benza, certo. e il santino di Padre Pio osserva il pilota dalla sua calamita. Come? Tutto è pronto per la gara. Ma la Formula 1 è uno sport bastardo, come dicono gli inglesi, it's kangaroo. Certo. E quando manca poco alla vittoria può toglierti tutto. E infatti c'è un piccolissimo problema. La macchina non va in moto. Proprio piccolissimo. Dettagli. Nonostante l'intervento dei meccanici, di alcuni passanti che la spingono giù in discesa, Ma no. proprio non va in moto. La tensione è palpabile, o come dicono gli inglesi, papi. Il pilota Gianni Morbidelli sbotta, così rischiamo di arrivare ultimi. Sì. Anche i meccanici gli fanno notare che anche partendo. Povero Gianni, sembra mito. Comunque, di lì a poco si sarebbe dovuto correre l'inizio della gara, ma tutto era in mano di un'unica persona. Perché in quel momento Giancarlo Minardi si ricorda di quel baby talento dei motori. Subito alza il telefono e chiama Elvis Mostardoni. Dall'altra parte la cornetta, Elvis Mostardoni risponde: 20 minuti e arrivo. Così parte da Ficarolo, arriva a Estoril in Portogallo in 19 minuti, 57 secondi e 02. Ma tempo no! ancora imbattuto. Immagino. Tempo secondo lui migliorabile se il nonno Tony non si fosse fermato a degustare un menù rustichella nella vicina città di Autogrill. Piatto tipico. Ma non è in carrozzina alla fine. Ormai tutto è pronto, sulla pit lane le macchine sono schierate, tutte tranne una, ancora ferma ai box.
Elvis Mostardoni fa partire subito la sua magia, alza il cofano della monoposto, Ma no, va! mette un litro di svitol sulla catena, Sì. poi soffia sulla candela, come dicono gli inglesi, happy birthday, Cos'è questo? dà un colpetto con la chiave inglese sull'albero motore e già che c'è ripara uno squarcio sulla gomma, perché come dicono gli inglesi la brunde ripariamola con gnam gnam gnam. E che non si aveva accorto nessuno. In quel momento Gianni Morbidelli gira la chiave dal Ma monoposto non va! e si sente subito quel rombo tipico di una monoposto di Formula 1. Certo. Il podio finale di quel Gran Premio sarà Nigel Mansell, Gerhard Berger, Ayrton Senna. Gianni Morbidelli arriverà ultimo, ma almeno arriverà, e tutto grazie al talento di Elvis Mostardoni, detto Maccio. Grande. Sembra l'inizio di una storia carica di successi. Ma da quel Gran Premio Elvis Mostardoni è sparito. No! Semplicemente è sparito. Ma dove? Come dicono gli spagnoli, desaparecidos. O come dicono gli inglesi, sparito, desaparecidos. No, non credo. Quello che le cronache non dicono è che la Minardi lo cercò per molti anni. Ah, però. Quello che i giornali non dicono è che in quel Gran Premio quarto si classificò il nonno Tony a bordo della sua carrozzeria. No! E solo perché si era fermato a degustare un menù Apollo. Certo. Se no vinceva, Quello che le donne non dicono è che ci fanno compagnia certe lettere d'amore, parole che restano con noi. Cosa c'è? Non so, ma se Ciò che è certo è che Elvis Mostardoni, detto Maccia, all'apice della sua carriera è sparito così nel nulla, senza alcun motivo. Ma perché? Lasciando 3 ex mogli, 11 figli, 50 milioni in cambiali non pagate, 3 mutui insoluti, 3 denunce per rapina a mano armata, 5 cartelle esattoriali non pagate e un santino su un magnete di Padre Pio. Così, sparendo nel nulla, senza alcun motivo. Proprio. Certo. Questa era la storia di Elvis Mostardoni, detto Maccia, che passerà alla storia col soprannome di El Birbo.